pronti in partenza per Nuoro. Sardigna Music Podcast. Dov'è Peconeco? Grande Peconeco. Quanto ci mettiamo ad arrivare a Nuoro? Dai nostri amici di Cuore di Granito? 3 ore e mezza. 3 ore e mezza, vabbè. Preparazione, Cuore di Granito con Gabriele, entriamo nel locale, tanta roba, un locale stupendo. Andiamo? Dentro il Cuore di Granito. Sardigna Music Podcast e il Cuore di Granito. Gabriele Murgia che entra nell'inquadratura quando non dovrebbe, ma va bene lo stesso. Vai, rifallo. No, sta rabbia, stasera, Nuoro. Com'è la situazione qui a Nuoro? A livello musicale? A livello musicale soprattutto adesso. Ma Nuoro, come dire, non è mai ferma. Il fermento c'è sempre stato fin dagli anni 70, quando comunque venivano grandi nomi del jazz o anche grandi cantautori come De André. Infatti l'anfiteatro di Nuoro è dedicato a lui. Uno degli ultimi concerti lo fece a Nuoro. Oggi diciamo che la scena musicale secondo me un pochino si è fermata, ma anche per via del fenomeno della musica elettronica, della musica commerciale, di strumenti sempre più utilizzati come Spotify, lo streaming, che un pochino isolano le persone dalla musica. Cioè, se negli anni 70 uno doveva andare per forza a sentire un concerto musicale perché non c'era internet e i dischi costavano, si passavano, eccetera eccetera, oggi avendo tanta musica fruibile gratuitamente, alla portata di tutti, sempre in mano, con le casse Bluetooth in spiaggia, al monte, ovunque tu sia, i concerti live ne pagano le conseguenze, perché i concerti live hanno un costo maggiore sempre, quindi spesso magari i gestori dei locali preferiscono chiamare un DJ, massimo rispetto per i DJ che lo faccio anche io a tempo perso, però la musica live, gli strumentisti si vedono sempre di meno, questo un pochino paga. C'è sempre il seminario jazz a Nuoro che organizza ogni anno da, non so, forse 35, forse quasi 40 anni. Portano sempre dei bei nomi, ci sono insegnanti molto validi e tantissimi giovani musicisti da tutta la Sardegna che vengono anche di estrazione, diciamo, differente, non jazzisti, quindi vengono rockettari, musicisti di musica classica,
cantanti pop che approcciano a questo corso intensivo di 10 giorni, quindi devo dire che forse è proprio diciamo l'istituzione più importante a Nuoro rimangono i seminari jazz. C'è comunque sempre anche una stagione classica organizzata dall'ente musicale di Nuoro e lo stesso un'importante associazione di Intermezzo che qui fa un festival che si chiama Anima Nera. Tra l'altro ci ho suonato proprio questo qualche mese fa a pianoforte e che organizza anche a Calagonone Jazz Festival, quindi insomma i concerti non mancano, però devo dire che concerti di questo tipo non se ne vedono molti. Sardegna Music Podcast. Sardegna Music Podcast. Sardinia, ragazzi, cazzo Sardegna. No, cancella. È international. Sardinia Music Podcast, puntata speciale, siamo qui con Michela che ci dirà perché nasce Cuore di Granito. Cuore di Granito nasce principalmente per amore di casa, amore di Nuoro, la città dove siamo nati, siamo cresciuti e Nuoro ci ha reso quello che siamo oggi. Però allo stesso tempo nasce anche per amore della musica. In Sardegna abbiamo una scena musicale incredibile, il fatto che comunque sia sostenuta, ascoltata, frequentata anche al di fuori dell'isola, secondo me sono aspetti che non sono da sottovalutare, quindi questo mi porta in qualche modo a pensare, a capire che abbiamo una scena molto forte. Diciamo che il motivo di questa serata, di questo festival, io ci tengo comunque a precisare che Zarabbia è nato con la volontà, l'obiettivo di riproporlo anche nei prossimi anni. E per l'appunto noi ci siamo resi conto negli anni che Nuoro è come se non percepisse questa ricchezza che abbiamo nel territorio sardo per quanto riguarda la musica, la scena musicale underground, insomma. Ma io penso allo stesso tempo anche che non dipenda tanto da poca cura, poca curiosità da parte dei nuoresi, da parte dell'Interland nuorese, ma
Penso che dipenda semplicemente perché non ci sono eventi, non c'è una promozione da questo punto di vista, e quindi stiamo cercando un po' di snocciolare questa situazione attuale. E Zarabbia nasce principalmente da questo, e il motivo anche del nome è legato proprio alla rabbia che ci spinge, però non vogliamo, diciamo che la motivazione del nome è legata più da un sentimento profondo, ovvero la rabbia è per certi versi il sentire della nostra generazione, però vogliamo sottolineare che la rabbia è come dire, un qualcosa, un sentimento che unisce, allo stesso tempo porta in qualche maniera a stimolare la scena, porta le persone a unirsi, unite diciamo da questa tensione emotiva, e quindi può essere, come dire, intesa come un sentimento che genera situazioni, come ad esempio unione, ma allo stesso tempo può essere anche sinonimo di facciamo delle cose insieme, come ad esempio organizzare eventi, organizzare concerti. Può essere intesa appunto come una molla, mettiamola così, che spinge le persone a unirsi in questa tensione emotiva condivisa, ma allo stesso tempo unirsi nel fare delle cose. Quindi può essere comunque un validissimo incentivo per creare, per sostenere e per stimolare una scena che dal mio punto di vista è fortissima, non abbiamo nulla da invidiare al di fuori dell'isola, e come dicevo è una scena particolarmente sentita anche al di fuori della Sardegna, e la rabbia è diciamo ciò che ci ha unito, ciò che ha portato alla nascita di questa realtà, perlomeno quello è l'obiettivo di Zarabbia. Cuore di Granito Collective. Guarda che stile, Jacopo. Jacopo, fai vedere due fantastiche spille, tra cui non so se mi spieghi. Zarabbia, è meravigliosa di tutto. Sei emozionata? Molto. Meglio. Eccoci qua, siamo qui con Daniele Piredda a Campadanio, collettivo Gradicia, Dolmen, a Zarabbia, Cuore di Granito. Che ti sembra? Bello, bella situazione, bella unione soprattutto tra i vari collettivi dell'Uristanese, del Cagliaritano, di Urbia, perché il collettivo nostro è di Urbia, quindi siamo anche noi, molto bello, speriamo che sia la prima pietra di tanti altri nuraghi che si andranno a formare di questa situazione qua, molto bello, sono molto contento, è proprio una bella situazione.
e si sente il calore della gente. È bello meta. Grazie. Tu che dici? Beh, io dico, sono qui da almeno le 5. Ho fatto già 12.000 birre. Accoglienza perfetta. Anche a me mi hanno accolto con la birretta, che bello. E continui. Allora, facciamo una cosa del genere. Ci può stare. Sì, come Pancardone. Siete già online. Siamo già online. Allora, qui siamo minchia. Sardinia Music Podcast, continua la serata, Sarabbia, Cuore di Granito, e qui Sarabbia. abbiamo due grandi nomi della scena musicale. Grande in tavolare. Sardegna, Grande. organizzatori. Abbiamo Dark Rural Ciao a tutti. e Collettivo Cadricia. Per forza. Quindi Daniele Piredda e invece ci siamo presentati prima, però adesso Gioele. Mad. Ok. Allora, siete qui per rappresentare le Vabbè, vostre scene. aspetta, rappresenta. Siamo qua per sostenere la scena. Che è diverso. No, una rappresentanza, ok, sì, però siamo qua per sostenere il nuovo collettivo, o no? Sì, siamo qui per aiutare, per sostenere il nuovo E tu collettivo. hai pure di del nuovo. suonare, scusa, anche per suonare, oggi da suonare. Oggi anche per suonare. Ah no. Dove suoni? Con chi suoni? Oggi con il Late. Con Late? Blossom. Issa non lisca, com'è? Con il Late Blossom. Ah, a posto, Late Blossom, vedi? Late Blossom, andate a cercarli su Instagram, mi raccomando che sono forti. Vabbè, ma perché siete qui realmente? Noi siamo qui perché è una bella roba questa, ragazzi. Cioè il fatto che a Nuoro si riporti la musica indipendente, sarda, e speriamo in futuro anche no, per avere degli interscambi importanti, per me è cosa sempre positiva. Poi da Nuoro si collegherà con tutto il resto della Sardegna, con Oristano, Torbia, Cagliari, Sassari, quindi secondo me c'è una scena importante che si sta per unire in un modo molto più esponenziale rispetto sta a come... rinascendo Sì, ma secondo me c'è sempre stata, però mancava l'unione, mancavano i punti di collegamento, capito? E adesso ci sono. Da quando vi conoscete? Con Dani. Un annetto. Un annetto buono, Esatto, sì, un annetto un annetto buono. buono. Siamo già passati anche troppe serate. Collettivo Cadricia e Dark Rural da quanto ci sono? Cominciamo con Dark Rural. Allora, il Dark Rural nasce da 2 annetti, 3, da Fabrizio Sanna, che è il nostro presidente, che saluto tantissimo. Ciao Fabri. Che lui ha deciso un giorno, così aveva le salette fuori, ha detto dai che invitiamo gruppi, e da solo, insieme a Maria Laura, che è la sua compagna, da soli si montavano il palco, chiamavano le band, facevano tutto da soli, e poi pian piano si è creato un po' un collettivo attorno a loro due, e adesso stiamo cercando un po' di migliorarlo sempre di più edizione dopo edizione, e di creare dei contatti con Dani da Olbia, con Cuori di Granito da Nuoro, e cerchiamo di estendere un po' la nostra visione e cercare di unire, ampliarla, esatto, unirla Dio, vaffanculo ai fasci, Dio buono, dai, e soprattutto parliamo di cose serie, stiamo ancora cercando Emanuela Orlandi, se la vedete sapete a chi chiamare, cioè non noi però Ecco, allora una domanda, la migliore band secondo voi in Sardegna in questo momento? A parte quella in cui suonate. aspetta. Aiuto.
La migliore Allora, band in Sardegna. Per me la mia band preferita in Sardegna sono i Peregrine, che saluto tantissimo. Beh, grazie, che sono belli, fortissimi, belli. purtroppo non stanno suonando un po' meno questo No, periodo. non stanno suonando per niente, dovete muovervi. Esatto. Vengo a casa vostra. Io se ho dove abitate. il loro album su Telegram, è per me tra le band più interessanti che ci sono. È grandissimo. Peregrine from... Allora, Barore adesso fa parte del Dark Rural, il cantante, viene da Pattada, e poi Marta e il fratello, adesso non mi ricordo bene, però sono grandissima. Barore, Salvatore, grandissima band. Io spero che usciranno con l'album prima o poi. Poi chiediamo che c'è Grande band, gente di Pattada. li adoro, sono il mio gruppo preferito. E invece come percepite seriamente la scena in Sardegna, scena musicale in Sardegna? Secondo me sta rinascendo, c'è più Adesso c'è voglia più di fare consapevolezza, musica propria, c'è meno odio, cover band. c'è meno odio, più- meno come si dice, come una concorrenza inutile, perché non ho capito perché devono metterci la concorrenza alla musica, cioè non siamo delle Ferrari, nel senso la gente fa quel che può. Siamo tutti dei poveracci squattrinati e quei pochi quattrini che facciamo al lavoro li investiamo nel nostro hobby, nella nostra arte, quindi non lo so. Mi viene da essere ostile solo per chi lo fa per propagande particolari, sì, perché comunque c'è differenza, che ne so, facendo un esempio di canzone d'amore. Un esempio se la scrive De Gregori, un altro esempio se la scrive Michele Misseri. C'è un testo d'amore e ha completamente un significato diverso, quindi se io leggo un testo d'amore è impossibile che scindere l'artista dall'opera, capito? Cioè non puoi farlo. Per forza io leggo un testo di Michele Misseri e faccio questo non è proprio amore, capito? Quindi se io vedo un gruppo che so abbastanza essere molto importante a livello di ideologie sbagliate, razzismo, fascismo, quel cazzo che te pare, non mi basta più il fatto che dice no, ma sto esponendo solo dei fatti storici. No. Ma con chi ce l'hai? Non te lo dirò mai, perché la gente che mi conosce lo sa, con chi ce l'ho visto guardando. Di cose serie. Facciamo parlare a Gioele, che se no faccio un monologo balordio su, cioè fanculo ai razzisti. Perché hai fatto Dark Rural allora? Qual è la cosa che ti anzi, qual è la tua storia? Io sono arrivato al Dark perché vengo da un paesino vicino a Oristano e ho conosciuto Bizio, che è non il capo, il presidente del Dark Rural, che pian piano organizzavano questa cosa tra di loro e c'era un movimento che stava un po' nascendo, quindi artisti che magari non si occupavano solo di musica ma proprio di arte come grafiche, tattoo, eccetera eccetera, di gente che aveva voglia di andare a vedere band che facevano musica propria, però mancava sempre lo spazio, c'erano sempre i locali che facevano la cover band di Vasco Rossi, la cover band degli AC/DC, eccetera eccetera. Quindi c'era questo bisogno di dare uno spazio alle band che si impegnavano nella musica e volevano esprimersi, e quindi ho detto perché non lo facciamo noi, e quindi pian piano abbiamo cercato di fare il Dark Rural così, cercando di dare uno spazio alle band. Perché Dark Rural? Perché Dark Rural? Perché allora a noi piace tantissimo la nostra terra, ci piace molto valorizzarla, infatti Dani è venuto e le nostre ambientazioni durante le serate richiamano molto la terra in cui siamo, c'è un gruppo e ci vediamo. Noi abbiamo proprio un gruppo che prima delle serate va a raccogliere i cardi, va in mezzo alla campagna, che poi mette tutto e fa proprio un allestimento rurale sul palco. Cioè, quando Dani ha cantato c'erano i cardi che andavano sopra l'asta, ci sono proprio artisti che si occupano solo di quello e impegnano 3 giorni a cercarsi i rami giusti, le piante giuste per addobbare il palco e richiamare quello da cui veniamo, perché disprezzarlo, è fortissimo. Cioè, abbiamo una natura bellissima E invece di prenderli i cardi, perché non fate direttamente dove stanno i cardi? Perché è complesso, perché l'elettricità non arriva dove ci sono i cardi a volte, e quindi però è in programma anche questa roba, però ci stiamo lavorando in realtà, ci stiamo Mettere la gente in mezzo ai cardi. esatto, è un po' pogare nei cardi, l'hai mai fatto Dani? A pogare nei cardi? Sarebbe caratteristico. Guarda, pogare non proprio, però se mi chiedi ne sono mai sciagato nei card, ti dico di sì perché succede. No, però Dark Rural per questo, un po' la musica che richiamava quell'animo un po' dark,
e poi il rurale della Sardegna. Certo. Vuoi dire qualcosa tu, Daniele? Non basta quanto... Cioè, porco Dio, sono la prima facendo un Quanto abbiamo monologo. fatto? Quanto li abbiamo disturbati? Sembro Obama, cazzo. Dai. Gli abbiamo fatto sta pure la glicemia. Ma infatti ho sentito, ho detto, o una di quelle cosine cinesi che fanno suoni strani, o è qualcuno di È morto il Tamagotchi. È morto il Tamagotchi, cazzo, sei stato cacao. Il sacrificio degli organizzatori. Esatto. Però io una la verso e una la bevo. Quindi il sacrificio a metà. Forse il sacrificio è doppio. Come sta andando la serata? Ma sembra bene, dai, la gente sta rispondendo bene, ci sono i nostri affezionati giovanissimi nuoresi che appena sentono un po' di casino si mettono a pogare e ci danno sempre tanta soddisfazione. Anch'io quando suono, loro sono sempre in prima linea, gli voglio bene, domani li ringrazio tutti uno a uno. E quantità di birra spillata? Le contate? Per ora un fusto e mezzo, quindi dovrebbero essere 45 litri. Che tanto, dai. Dicevo, tra le 1000 cose che abbiamo organizzato, insomma, abbiamo cercato di essere veramente precisi in tutto, però in 3 ovviamente qualcosa sfugge sempre. Come sono arrivate tutte le band? Ci siamo chiesti, raga, ma le band, cioè, cosa non gli offriamo neanche da bere, cioè non abbiamo neanche pensato quante fish dargli, che cosa dargli da bere, quindi per dire, le cose a volte si risolvono lungo andare e quindi niente. Vabbè, non è facile in 3, tu stai a spilla birra appunto da almeno un paio d'ore. Esatto. Per ora ho visto solo solidarietà, non solo tra amici ma anche tra conoscenti. I stessi musicisti inizialmente sono venuti proprio sul palco a chiederci, ragazzi, è tutto a posto, vi serve qualcosa, prese, cavi, l'ampli lo mettiamo qui, facciamo così i piatti, vi presto il mio, mi dai il tuo. C'è stata molta solidarietà e questo per noi era importante perché giustamente essendo loro ospiti nostri noi cercavamo di fare in modo che fosse tutto perfetto, avessero tutto. Ci siamo dimenticati della birra, cosa fondamentale, cazzo, e invece no, sono stati carinissimi, gentilissimi, sono stati loro i primi ad essere veramente degli ottimi ospiti, dai, diciamo così. Vabbè, comunque è un grande impegno per Nuoro, comunque al momento non è facile creare magari assolutamente no dal nulla una realtà così. Oggi sono venute tantissime persone, visto anche altre persone tipo Dark Rural, Daniele Piretta del collettivo Catricia, Cagliari Hardcore, comunque sono stati solidali fin dall'inizio. Cioè proprio quando abbiamo iniziato a promuovere l'evento circa un mese fa, loro sono stati i primi a venirci proprio a chiamare, a scrivere e a chiederci e a esprimerci il loro entusiasmo verso questa iniziativa che stavamo proponendo e hanno detto finalmente a Nuoro c'è qualcosa di simile. Non che non ci siano i concerti hardcore, punk, io stesso ho fatto diversi concerti col mio gruppo, gli Scrudo, quindi ci sono sempre diversi concertini, però qua si tratta di qualcosa di più allargato, quindi una solidarietà isolana, diciamo così, quindi non solo il concertino a Nuoro, un po' per i nuoresi, ma da Sassari a Cagliari si può ben dire oggi grande partecipazione, grande solidarietà, grande entusiasmo. Abbiamo già ricevuto tanti feedback positivi, neanche iniziato il concerto avevamo già diversi feedback positivi, quindi vuol dire che c'era voglia, c'era rabbia in questo senso. Per noi questa è proprio una sfida, cioè è proprio la prima volta che ci mettiamo in gioco come organizzatori senza avere nessuna garanzia, senza avere finanziamenti pubblici, senza avere agevolazioni, sponsor, nulla, dal basso, come il disco di Luix. Quindi per noi è una sfida, vediamo, tireremo le somme domani e se tutti saranno contenti sicuramente ci sarà una seconda edizione. Ma sicuramente, se abbiamo detto per ora anch'io la vedo così. Grande.
Fine serata, sigaretta. Siamo soddisfatti. Siamo soddisfatti della performance degli artisti di stasera. Tutti, vero? Tutti molto bravi, Molta gente. tutti molto validi. È molto bello essere qui a Nuoro. Esatto, bellissimo, è davvero essere a bello. Nuoro che facciano queste cose anche qui. Sì, molto. Quanta bella gente qui. Non solo jazz, cazzo, non solo jazz. Non solo jazz, anche rock. Anche roba. È punk. E soprattutto punk. E qualsiasi cosa abbiamo sentito oggi. Basta che siano bravi, come Basta quelli che di siano oggi. bravi, ci vanno bene tutti. Dal Sardinia Music Podcast è quasi tutto. Vediamo. Ma che nerchia! C'è una nerchia importante comunque questa, solo a Sardinia Music Podcast. Da Mattia vuol dire qualcosa? Mattia, vieni a dire qualcosa. Mattia, non fare il È timidono. Mattia è timido, non ce la può Addirittura. fare. Scappa Cioè, via. guarda che Nuoro è piccola, eh. Nuoro è piccola, eh. Esatto, ti conosciamo ormai. Ti ribecchiamo, Nuoro è piccola. Direi bene, sono molto contenta, c'è stata una bella risposta, quindi significa che Nuoro c'è. Pensi, Lenny, di questa serata? Bellissima serata. Ci tornerai? Assolutamente. S'arrabbia? Sei abbastanza arrabbiato? Sempre arrabbiato. Il tema S'arrabbia questo festival. Questo è s'arrabbia, Questo s'arrabbia. Cioè, ci dobbiamo incazzare se ci sono i fasci in giro, Dio buono. È giusto, Dai, è giusto. incazziamoci. Merche importanti. Qui. Vedi che c'è. Preferisco gli imbuti. Buti. Comunque, abbiamo detto che era tutto, invece non è stato tutto. Sardinia Music Podcast, Cuore di Granito, Sarrabbia e Gabriele Murcia. Ci tornerai? Music Podcast. Esatto. Un bacione grande a tutti tranne alle persone che hanno l'odio razziale. Il mas. L'ho appena visto Alessandro, mi ha detto stavamo andando a salutare qualcuno. Cose. Io vado a ballarmi la tecno. Ok, questa è uscita. Sardinia Music Podcast, Cuori di Granito Collective. E qui là. abbiamo Sarrabbia impersonificata. Diciamo. Assolutamente. Oddio, speriamo di no. Vabbè, dipende. Dipende. Diciamo che il nostro pensiero di base è un pensiero positivo, nel senso che comunque ci piace pensare che la rabbia può essere un validissimo stimolo per creare situazioni, unire le persone, può essere tra virgolette considerata una molla per creare eventi, per stimolare la scena e allo stesso tempo per riunire tante persone che condividono questa tensione emotiva, diciamo, e per promuovere la scena musicale sarda che ha un potenziale incredibile, quindi è bello farla anche a casa finalmente dopo tanto tempo. Beh, stasera tanta gente comunque, davvero tanta gente. Sì. Devo dire che c'è stata una bella risposta, sono molto contenta e molto emozionata, penso che si percepisca. Si ripeterà quindi? Ma direi di sì, non ci fermeremo sicuramente a questa serata. Sarrabbia è nato con l'obiettivo di riproporla, non so quando, però sicuramente ci sarà una prossima edizione. Vuoi dire qualcosa? Questo è un podcast. Stavo Esatto. Scusate, non volevo mettermi in mezzo. No, vabbè, verrai inserito nel caso. 36 anni, non ho amici. No, ti prego. No, scherzo. Parla vicino al microfono. Vai Michele, Allora, di la ciao, tua. sono Michele, ho 36 anni, non ho amici, l'unica amica che ho è lei. No, non è vero. No, bravi tutti, belle band, non sentivo musica così pestata da un sacco di tempo qua a Nuoro, tra l'altro. E ci siamo divertiti. Sì, no? devo dire sì, ci siamo divertiti. Adesso intervistiamo lui. Poi io mi sposto. Prego. Bestemmie. No, bestemmia no, ti prego, che questo è un contenuto che merita... Qualcosa si mette un beep. Esatto, mettiamo un beep. Le cose più atroci. No. Sì, reminiscenza nel podcast, io vi voglio assolutamente, dai. S'arrabbia. Ok. Mi fa stare bene. Non ti piace a te questa cosa del microfono? Ho la sensazione che... L'hai detto tu. Non lo vuole tenere in mano? No, lo devi tenere tu, per forza, Io non c'ho impigliartelo problemi a tenerlo in qua. mano, però guarda. Ma in questo caso devi Ma farlo. cazzo si mette questa cosa? Devi- Non è ora di fare queste cose. Ma infatti Eia, vedrai. ti spoglio addirittura. Ehi.
Non esagera. No, non no. Come è andata stasera? Benissimo. Si arrabbia, Benissimo. è andata molto bene. Sai cosa sto pensando? Sto pensando che voglio il disco del gruppo che ha suonato prima di noi. Però non so se ci sono ancora, se sono andati via. Ci sono ancora? Allora devo cercarmi il disco di quei ragazzini, perché lo devo portare ai miei figli e farglielo sentire, perché sono troppo toghi. Poi from Serramanna, poi Serramanna. Comunque si arrabbia, ci fa bene. No, non lo so, non so L'ultimo darti brano un che nome. ti ricordi di aver ascoltato? L'ultimo brano che ho ascoltato forse è L'animale di Battiato. Alcol o marijuana? Alcol, perché marijuana e hashish mi fanno andare in paranoia, sinceramente. Invece l'alcol mi rende più stronzo di quello che sono. Un album che consigli? Un album che consiglio? Che ti viene in mente adesso? Forse è Catartica dei Marlene Kunz. O Confusion Sex dei Sonic Youth. Come percepite la scena musicale in Sardegna? Se è così come abbiamo visto oggi, è bellissimo. È bellissimo perché c'è gente bella, musica bella, tutto bello, è tutto veramente bello. Come si può dire? Non è una scena, non è scena, è realtà. Quindi però registrerete? Sì, in programma c'è di registrare qualcosa di decente da far ascoltare alla gente. In programma comunque? Sì, lo dobbiamo fare. Ormai dopo più di 15 anni forse è ora di registrare. Non abbiamo avuto il momento giusto per fare le cose. Ci è sempre mancato il momento giusto. Adesso c'è. Adesso c'è. Grazie mille. Grazie a te. Un feedback da parte tua? Benissimo, da paura, ma Sì. è scherzi. Ottimo, sono molto contenta. Sono divertiti tutti, le band erano spettacolari, vabbè. I Vilma si conoscevano, però le altre non le conoscevo. Ok, E quindi bellissime scoperte. Ok, sono molto contenta. L'ultima poi ha spaccato di brutto, quindi proprio conclusione perfetta. Quindi tantissima roba. Dai, c'è stata una bella risposta, quindi direi Sarrabbia tutta la vita, Mattia, che dici? Palestina libera. Questo è importante. Quello assolutamente. Israele è stato terrorista. Questo Israele devi sempre. bruciare. Questo sempre. Quello sempre. Vabbè, concluderei così. Sì, e quindi adesso ce la ciliamo. Grazie mille, grazie mille. a te. Bene, la prossima puntata. La prossima puntata? Non lo sai tu, devi tagliare, metti il teaser della puntata dopo. Vedremo. La prossima puntata Gabriele nudo. La prossima.